Non lo ha mai nascosto Renzo Tondo, da quando ha abbracciato il progetto Passera soprattutto, di voler rilanciare il centrodestra. Per questo, assieme ai suoi collaboratori, sta in questi mesi cercando di avvicinare un numero elevato di persone, che siano imprenditori o gente comune. Il fine, dice l'ex governatore della regione, è parlare alla mente della gente e ridare fiducia. Da un lato abbiamo una sinistra mediatica interpretata da Renzi e Serracchiani che parla tanto e conclude poco. Abbiamo una Lega che è sulla cresta dell'onda, però parla alla pancia della gente. Credo che il compito nostro sia quello di parlare al cervello della gente e recuperare una prospettiva di governo che sia riformista e soprattutto sia dinamica rispetto alla crescita dell'economia. E non crede Tondo che la candidata alle regionali del centro-sinistra in Veneto, la Moretti, possa per esempio ricalcare le orme di Deborah Serracchiani. Io non conosco la Moretti e la valuto semplicemente per quello che appare in televisione. Mi pare molto presenzialista, mi pare una persona che comunica bene, però nella sostanza siamo molto lontani da ciò che serve per amministrare una regione complessa, impegnativa, importante, economicamente sviluppata come il Veneto. E mentre in Veneto l'attenzione è tutta rivolta alle regionali, tra la spaccatura della Lega e le speranze del centro-sinistra, Tondo guarda al futuro. Passera pensa al 2018 ad essere l'antagonista di Renzi come leader di un centrodestra completamente rinnovato, un centrodestra che possa essere una speranza per il Paese.